Attigua Venezia, immersa nella campagna trevigiana, troviamo Villa Condulmer, di cui ci parla il general manager Cristiano Favaro. La storia di Villa Condulmer è pregna ed interessante. Cominciamo con la sua fondazione, la sua costruzione da parte della famiglia nobile patrizia Condulmer intorno al 1751. La famiglia Condulmer, come tutti i patrizi dell'epoca, commissionò appunto questa villa veneta per seguire i propri interessi in ambito agricolo. Dopo la famiglia Condulmer, la villa passò alla famiglia Grassi, che è la medesima famiglia titolare del famoso Palazzo Grassi di Venezia, e successivamente alla famiglia Tornielli. Questo è particolarmente importante dal punto di vista storico perché il conte Tornielli era a quel tempo, stiamo parlando di metà del 1800, il direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia. Quando Giuseppe Verdi presentò la famosissima Traviata alla Fenice, durante la prima fu fischiato. Tornielli, che era molto amico appunto di Verdi, per aiutarlo a sopportare questo terribile fiasco, lo invitò qui a Villa Condulmer. Verdi rimase qui circa un anno e durante l'anno in cui rimase con noi qui in villa, con noi si può per dire, riscrisse interamente la Traviata nella versione definitiva che noi conosciamo tutt'oggi, proprio sul pianoforte che tuttora è presente nella nostra opera. Ci sono diversi affreschi anche nella villa del famoso pittore Eugenio Moretti Larese che testimoniano appunto la presenza di Giuseppe Verdi nella villa. E quindi possiamo affermare che la versione definitiva della Traviata è stata scritta lì. È stata scritta qui per come la conosciamo oggi. Ti dirò inoltre, molto velocemente, che anche Vasco Rossi, in una delle nostre suite, qui ha scritto il celebre successo Vivere. Quindi una villa che ispira musicisti di tutte le epoche. La villa è attrezzata con sale per meeting e congressi. Assolutamente. Prima di tutto la villa è un hotel a 5 stelle, con 50 camere tra suite e junior suite. I nostri core business, fondamentalmente, oltre all'hotellerie, sono il cerimoniale matrimoniale, abbiamo circa 50 matrimoni all'anno. Dopodiché abbiamo una forte compagine aziendale con congressi e meeting. Abbiamo una piscina estiva aperta anche alla clientela locale, quindi anche agli esterni. Abbiamo un ristorante, naturalmente, il Bistrò I Due Cedri, ed abbiamo un campo da golf. Campo da golf che è inserito all'interno di un parco La settecentesco. villa ha un parco con alberi secolari, alcuni certificati. All'interno di questo parco si apre il nostro campo da golf, che è costituito da 18 buche più 9 executive ed è il più antico golf club del Veneto. Quindi per un meeting, una cerimonia o un soggiorno a 5 stelle potete considerare Villa Condulmer. Vi aspettiamo a braccia aperte. Arrivederci a tutti.